Ben trovati a voi tutti, la Buona Pasqua vi arriva anche dalla terza pagina della cultura, per la quale abbiamo scelto una delle più belle produzioni della nostra attività di informazione di interesse generale, non perché lo diciamo noi, ma perché la cultura è interesse generale per l'articolo 9 della Costituzione. Tutti, sia chi produce, chi pubblica e contribuisce a svolgere un lavoro per promuovere la cultura, quindi anche le imprese di ambito locale, ai sensi di legge stanno svolgendo una seria attività di informazione di interesse generale. Sono concetti poco noti che meritano di essere messi nella giusta luce, proprio a tutela dell'informazione locale. È il caso di dirlo. Anche grazie alla vera cultura, un'autentica elite di editori. E per festeggiare in modo consono la festività della Santa Pasqua abbiamo pensato di proporre un concerto, un nostro lavoro, appunto per certificare di svolgere autentica informazione di interesse generale, tratto dalla stagione 2019-2020, dove siamo stati ospitati nel cartellone sinfonico del Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso, uno dei 29 teatri di tradizione italiani. E se l'orchestra filarmonica dei solisti di Radio Veneto 1 è stata degna protagonista, giudicatelo voi. Eravamo appena prima della pandemia del coronavirus, nel corso della quale siamo onorati di avere provveduto ad assistervi con il lavoro che avevamo svolto e documentato ogni settimana, anche grazie ad un'elite di veri editori che hanno pubblicato quello che abbiamo mandato. Quindi buona Pasqua ed onore al merito a tutti. Questa memorabile produzione ha visto come solista al pianoforte la grande pianista Anna Barutti, già insigne docente del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e oggi concertista di rango internazionale. Ma anche un giovane e grande, è il caso di sottolinearlo, direttore Massimo Raccanelli, peraltro eccelso violoncellista. E se credete lo sentirete, non da meno tutti i componenti della prima ed unica orchestra filarmonica di una radio locale italiana, che non hanno mancato di cogliere l'opportunità di partecipare a realizzare una innovativa cassa armonica all'anima della cultura, la musica, anche se idea portata avanti da una modesta radio locale. Oggi siamo in molti a diffonderla. E nei 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven abbiamo pensato di ricordarlo con il concerto numero 3 per pianoforte e orchestra Opera 377, interpretato, come appena detto, da una ispiratissima Anna Barutti. Sentirete e vedrete che passione e trasporto nell'interpretare il grande Beethoven. E a seguire, dello stesso autore, la celebre Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67, perfetta per esaltare la magnifica direzione di un eccelso, lo ripetiamo, giovane ma ben maturo musicista, il direttore Massimo Raccanelli. Che altro dire? Buona Pasqua e buon ascolto. Che altro dire? Buona Pasqua, buon ascolto e buona visione, e davvero che il cielo ci aiuti per tutto quello che sta succedendo nel mondo. La cultura è sempre stata e rimane la corazza invisibile più potente che noi possiamo indossare.
Bagatella di Beethoven è la quarta dell'opera 126.
Avevamo promesso qualcosa di straordinario e un bellissimo concerto è stato. Ancora una volta, buona Pasqua a tutti e diamoci appuntamento alla prossima.